Se sei nuorese batti un colpo, la Nuorese ha bisogno di te. Questo è lo slogan lanciato dalla società verde-azzurra per invitare i tifosi della Nuorese ad un incontro in programma giovedì sera alle 20 presso il campo della Nuoro Softball al fine di valutare il da farsi per allestire anche per la prossima stagione sportiva una squadra competitiva. L'obiettivo del presidente Michele Artedino è quello di verificare se ci siano le condizioni per creare una struttura societaria in grado di supportare il progetto che si intende portare avanti, quello di tentare il salto in Lega Pro. Dopo 3 anni in Serie D, con risultati in crescendo, i tempi sono maturi per provare a vincere il campionato, ma per far questo non basta allestire una formazione competitiva sotto il profilo tecnico, serve un gruppo dirigente all'altezza del progetto che affianchi il presidente Artedino che in questi anni si è fatto carico di un grande lavoro. Un impegno a tempo pieno che per questioni legate alla sua attività professionale non potrà più svolgere come negli anni passati, anche perché sotto il profilo della ricerca del nuovo tecnico o dell'allestimento della rosa di giocatori la società non ha problemi. Sono tanti gli allenatori anche di fama nazionale che hanno contattato la società verde-azzurra per sposarne il progetto. Oltre ai nomi circolati in questi giorni, da Ninni Corda a Mario Petrone ad Antonio Prastaro, il presidente Artedino si è sentito con Francesco Lattartara, ex regista verde-azzurro, disposto a fare sacrifici pur di allenare la Nuorese. Nei giorni scorsi si è fatto avanti un gruppo rappresentato dal sindacalista Sergio Asuni che ha contattato la società per vedere se ci sono immagini per rilevarla. Una trattativa al momento in stand-by anche perché il presidente Artedino vuole capire chi ne faccia parte e non è intenzionato a passare la mano se non ci sono le garanzie che i risultati ottenuti in questi 5 anni con la squadra passata dai bassi fondi della promozione all'elite della Serie D vengano perlomeno garantiti se non migliorati. La riunione di giovedì dirà molto sul destino prossimo della Nuorese.